Oggi siamo in provincia di Treviso, ci troviamo a Castelfranco Veneto e conosciamo un'azienda del territorio, eccellenza nel settore dell'agroalimentare e del bio, una realtà che ci fa conoscere il credito trevigiano attraverso il club Giovani Soci. La Germinal SpA nasce 40 anni fa per iniziativa di un imprenditore locale. L'impegno è sempre stato quello di applicare processi di produzione innovativi, un controllo costante della qualità, l'introduzione di ingredienti selezionati non contaminati da agenti chimici, coloranti, conservanti, additivi e OGM. Ecco perché la visita dei giovani soci BCC alla Germinal si rivela un'occasione, anche molto curiosa, per scoprire i segreti di un'alimentazione più genuina. Un'attenzione al mondo bio che oggi fa tendenza non solo tra i giovani. Qual è il vostro programma per quest'anno? Allora, per quest'anno, o meglio da oggi, partiamo appunto con questo tour legato alle visite di aziende, quindi sul territorio. Oggi siamo in un'azienda del settore alimentare, fortemente collegata all'alimentare bio. Nel prossimo futuro l'idea nostra è quella di sviluppare questo tipo di attività, quindi ulteriori visite in ulteriori aziende, se ci sarà la possibilità addirittura aziende di giovani soci della banca e in diversi settori chiaramente merceologici, quindi potrebbe essere il settore tecnologico piuttosto che sempre il settore alimentare, piuttosto che il settore vinicolo, o comunque cercare di trovare quell'azienda che può darci quel plus in quella che sono le nostre conoscenze. Perché cliente di una banca di credito cooperativa? Per gli investimenti che fa la banca, che puntano ad aiutare le imprese locali del territorio, dimostra una sensibilità non scontata al giorno d'oggi per l'imprenditoria giovane, e quindi avere i risparmi all'interno di una banca a credito cooperativo, secondo me oggigiorno è oltre che una scelta etica, anche un plus per il cliente, secondo me. Sapere che l'investimento che fai va ad aiutare una rete territoriale diffusa. Come fanno i giovani a conoscere le banche di credito cooperativo? Allora, io ad esempio porto il mio caso e probabilmente anche quello dei ragazzi che sono qui con me oggi. Noi probabilmente siamo venuti a conoscenza della banca di credito cooperativo per passaggio generazionale, quindi probabilmente nel passare degli anni, nel prossimo futuro, sarà importante anche che la banca stessa probabilmente torni a quello che era un po' il programma di anni fa, cioè torni a cercare i clienti, perché tanti ragazzi, soprattutto quelli della mia generazione o anche della generazione futura, probabilmente non riusciranno ad entrare in contatto, perché ormai apriamo internet, cerchiamo qualcosa legato all'economia e alla finanza, vengono fuori milioni di risultati e tante volte uno non sa dove sbattere la testa. Quindi se una banca è presente e fa sì che il messaggio suo arrivi il più possibile nei confronti dei ragazzi, sicuramente questo sarà un bel passo in avanti. Di cosa parlate nei vostri incontri dei giovani soci? Il gruppo dei giovani soci comunque è molto eterogeneo, quindi ci sono ragazzi dai 18 fino ai 30-35 anni, studenti, lavoratori, artigiani e di diversi, comunque fanno diversi lavori, quindi abbiamo la possibilità di confrontarci e di crescere assieme. Per i giovani cosa si può fare? Per i giovani, sicuramente attività come queste, coinvolgerli e farli conoscere direttamente le aziende che traggono beneficio dalle banche del credito cooperativo e aiutarli forse ad inserirsi all'interno di questo tessuto. L'idea nostra è quella di raggiungere il più possibile i ragazzi. Siamo in un bacino sia industriale che anche scolastico molto molto buono, perché comunque nelle zone nostre possiamo essere comodi a quelle che sono le università di Venezia piuttosto che Padova, e a livello aziendale, quindi imprenditoriale, abbiamo un bacino non indifferente. Di cosa hanno bisogno i giovani? Hanno bisogno di credere di poter entrare all'interno di un sistema che sappia accoglierli e sfruttare le loro capacità.
Oggigiorno non si riesce a fare bene questo, secondo me, e quindi è molto facile prendere e andare subito all'università con i progetti Erasmus, però questo territorio può dare tanto e quindi coinvolgerli e far capire loro che il territorio è ricchezza.